Avevano ideato un sistema truffaldino per ricevere finanziamenti pubblici. La Guardia di Finanza di Padova ha indagato 5 persone per indebita percezione di erogazioni pubbliche e sequestrato quasi 1,5 milioni di beni. Le indagini delle Fiamme Gialle di Padova erano iniziate alla fine del 2020 e si sono concentrate su due società di Nocera Superiore in provincia di Salerno e Limbiate in provincia di Monza Brianza, che durante il lockdown per la pandemia avevano dichiarato di aver aperto filiali a Correzzola, nella Bassa Padovana, Verona e Bologna. I 5, 4 uomini italiani, tra di loro anche un consulente aziendale e una donna romena, avevano acquisito delle società non più operative intestandole a dei prestanomi. Poi avevano chiesto finanziamenti in banca presentando documentazioni false, inventando contabilità e gonfiando i bilanci per farle apparire sane. Oltre al finanziamento alle banche era stata chiesta la garanzia statale sostenuta dal Fondo per le piccole e medie imprese istituito con la finanziaria del 1997. Per evitare gli accertamenti avrebbero poi trasferito con frequenza le sedi legali delle società aprendo conti in diversi filiali tra cui Candiana, Villafranca Veronese e Chioggia. Una volta ottenuto il denaro veniva trasferito con bonifici a società di Milano, nel Mantovano, a Padova, Piove di Sacco, Rosolina e Nocera Superiore e poi dirottati su conti correnti in Romania riconducibili agli indagati che al termine delle indagini sono stati denunciati.